Antonio Ulloa, amministratore unico di Grifo Multimedia. Noi operiamo nel settore dell'e-learning e della gestione delle conoscenze e insieme ad altre aziende ed enti scientifici stiamo portando avanti un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto si chiama UbiCare e lo scopo di questo progetto è la realizzazione di una social network a supporto delle malattie croniche. In modo particolare noi stiamo realizzando un sistema innovativo che ha lo scopo di migliorare l'implementazione di modelli organizzativi nuovi che possono supportare la presa in carico del malato cronico. Quello che ci prefiggiamo è di migliorare la qualità di vita del malato e di ridurre anche i costi pubblici della sanità che stanno crescendo in modo particolare proprio per la richiesta di assistenza da parte dei malati cronici. Quali sono, le specificità o le particolarità di questo progetto? Noi ci stiamo concentrando sui problemi legati alle conoscenze che devono essere possedute ai vari livelli dei sistemi socio-assistenziali che prendono in carico le malattie croniche. Quindi stiamo facendo sì di realizzare sistemi innovativi che possono facilitare l'empowerment dei malati, ma anche del team socio-assistenziale che prende in cura il malato cronico. Da questo può discendere un'interazione proficua che può rendere molto più efficiente la cura del malato e, come dicevo, anche ridurre i costi dei servizi socio-assistenziali. UbiCare come social network potrà anche assicurare il monitoraggio remoto del paziente cronico e la condivisione dei dati clinici a livello del team socio-assistenziale che ha in cura il malato stesso. Tutto questo potrà consentire anche l'applicazione di tecniche avanzate di supporto alle decisioni che potranno aiutare gli infermieri anche a prestare le cure presso i domicili dei pazienti cronici. Ancora una volta crediamo che grazie all'attenzione di questo sistema innovativo noi potremo efficacemente implementare dei modelli avanzati che possono supportare la continuità assistenziale proprio per i malati cronici.